Benvenuti, oggi è domenica 4 maggio 2025. Il sole sorge alle 6:03 e tramonta alle 19:51. La luna si leva alle 12:07 e cala alle 2:06. Oggi 4 maggio si celebra Santa Antonina. Il nome Antonina, di probabile origine etrusca, significa inestimabile. Il 4 maggio in tutto il mondo si celebra lo Star Wars Day, giornata internazionale dedicata a tutti i fan della saga stellare più amata di sempre. La scelta della data non è casuale. In inglese l'assonanza di May the 4th con l'iconico motto May the Force be with you ha fatto sì che fin dal lontano 1977, anno di uscita di Guerre Stellari, vincitore di ben 7 premi Oscar, venisse scelto proprio questo giorno. Cifra tonda per Elish Lane, che festeggia oggi i suoi 40 anni. Nata a Lugano da genitori accademici, ha una forte eredità politica e sociale, grazie anche al background del fratello della madre, un noto avvocato e senatore antifascista. Dopo un'esperienza come europarlamentare per l'Italia, ha servito come consigliera regionale e vicepresidente della giunta regionale dell'Emilia-Romagna. È stata eletta alla Camera dei Deputati e ha vinto la segreteria del Partito Democratico con il 54% dei voti, diventando la prima donna e la più giovane a guidare il partito. Auguri a Rocco Siffredi, che festeggia oggi 61 anni. Dopo un periodo nella marina mercantile e dopo vari lavori come modello, ha iniziato la sua carriera nell'industria dell'art in Francia, diventando uno dei più noti attori del settore. Recentemente la sua vita è stata oggetto di una serie TV biografica intitolata Super Sex, con protagonista Alessandro Borghi. Jorge Lorenzo compie oggi 38 anni. Ha iniziato la sua carriera nel motociclismo mondiale il giorno del suo 15° compleanno. È diventato uno dei piloti più giovani e di successo nella storia della MotoGP, vincendo il campionato del mondo 3 volte. Dopo anni di vittorie e sfide, compresi numerosi infortuni, ha annunciato il suo ritiro dalle corse alla fine del 2019. La gara a Lisbona contro il Benfica era stata una vera amichevole. La formazione del Torino, sconfitta 4-3 con grandi applausi al capitano Ferreira, che abbandonava il calcio. Il giorno dopo tutta la squadra salì sul trimotore per tornare a casa. Il tempo era pessimo, con nuvole basse e forte pioggia. Dopo l'ultimo contatto con la stazione radio, l'aereo si schiantò contro la Basilica di Superga. Erano le 17:05 del 4 maggio del 1949. La sequenza trionfale del Grande Torino si interruppe tragicamente. Nessun superstite. Ma sapete cos'è il muro del suono? Si parla di muro del suono nel caso in cui la resistenza dell'aria aumenta sempre di più con l'aumentare della velocità di un aereo fino a diventare elevatissima. L'aria davanti agli aerei viene compressa e nel caso in cui a terra ci fosse un osservatore, quello che sentirebbe sarebbe un forte bang sonico, cioè un forte boato. Contrariamente a quanto si pensi, il boom sonico non dura pochi istanti, ma si verifica fintanto che l'aereo mantiene una velocità superiore a quella del suono. Buona domenica ai 12, oggi la Luna è congiunta a Marte, opposta a Plutone e quadrata al Sole. Cosa combinerà per dare scompiglio in questa domenica? Scopriamolo insieme, Ariete. E per voi scompiglio niente, anzi passione, grande passione, proprio perché la Luna è congiunta al vostro pianeta e fa un bellissimo trigono con la vostra ospite gradita Venere. Toro, la giornata oggi è abbastanza complicata, il Sole è ospite nei vostri gradi, è molto messa alla prova dalla Luna e da Marte. Potreste oggi rilevare una giornata alquanto stancante e qualche piccola preoccupazione per qualcuno dei vostri cari gemelli. Giornata oggi che vede il connubio Marte e Luna essere molto birichino, vivace, assolutamente pungente e sagace, come solo voi sapete fare. Divertitevi un po'. Cancro,
La vostra luna oggi si congiunge a Marte, è una domenica alquanto agguerrita per voi, soprattutto se ci sono delle questioni familiari da risolvere. Anche energeticamente il Sole non è dalla vostra parte, influenza la luna in una maniera stancante e spiancante. Vergine, una giornata oggi che prevede un po' aggravarsi alcuni pensieri o sospetti poco felici su tutta una serie di cose e persone. Non temete di essere presi in giro, cercate di capire un po' meglio la situazione. Bilancia, giornata oggi con Luna e Marte favorevoli al vostro cielo e tra l'altro sfruttando anche il trigono di Plutone potreste decidere di essere abbastanza decisi e agguerriti nel voler eliminare qualcuno dal vostro panorama lavorativo. Scorpione, giornata oggi che presenta una quadratura abbastanza evidente di Luna e di Marte, che in più rincara la dose di Plutone e dell'opposizione con il Sole. È una domenica un po' impegnativa questa, dovete cercare comunque di stare a riposo e di non stressarvi troppo con le solite questioni affettivo-familiari. Sagittario, splendido trigono per voi, rimpinguati di passione e rincarati nello spirito di coraggio, ecco che avete davanti a voi una stupenda domenica da passare insieme a chi amate. Capricorno, oggi la giornata è molto più stabile umoralmente, Marte che è un pianeta che vi piace, però vi sembra forte e focoso, datevi alle passioni e sfruttate l'appoggio del Sole che con voi per adesso è generoso. Acquario, oggi è una domenica veramente da evitare, proprio perché Luna congiunta a Marte potrebbero essere un po' fastidiosi da gestire. Cercate quindi di evitare liti o controversie, soprattutto di non fare nulla che vi stanchi. Pesci, una giornata oggi in cui la vostra pazienza è un po' messa a dura prova, proprio perché vedrete tutta una serie di dinamiche intorno a voi, ma nessuno che decide o prende posizione. Forse nei vostri confronti ci sono delle aspettative di ascolto o di suggerimento che questa volta però deciderete di non dare. È il più prestigioso riconoscimento in ambito musicale, considerato l'equivalente degli Oscar del cinema. Parliamo dei Grammy Awards. La prima edizione si è tenuta il 4 maggio 1959 in 2 differenti cerimonie, a Los Angeles nel Beverly Hilton Hotel e nel Park Sheraton Hotel a New York. La speranza è l'ultima a morire. L'espressione deriva dal detto latino con riferimento al fatto che la speranza era l'ultima dea a cui rivolgersi nei momenti difficili. L'origine del detto è antichissima e risale al mito greco di Pandora. Secondo il mito, Zeus aveva affidato a Pandora un vaso che non doveva essere aperto perché conteneva tutti i mali, ma Pandora per la troppa curiosità lo scoperchiò e i mali si diffusero sulla terra. Solo la speranza rimase nel vaso e quindi tra gli uomini. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Oggi vi racconto di un personaggio che sembra uscito direttamente da un romanzo. Ci troviamo a Roma, in piazza Vittorio Emanuele II, dove sorge la Porta Alchemica, simbolo delle stravaganze di un uomo che ha sfidato la scienza e la società. Giuseppe Francesco Borri. Si autoproclamò profeta di una nuova era e si immerse nelle arti oscure dell'alchimia. La leggenda vuole che una notte, travestito da pellegrino, abbia promesso al marchese Palombara di trasformare i metalli in oro. Il mattino dopo Borri era sparito, ma al suo posto c'era una traccia di oro purissimo. Figura controversa, amato da alcuni come un genio e bollato da altri come un ciarlatano, Borri non ha mai smesso di stupire, guadagnandosi l'ammirazione persino di reali in tutta Europa. Ci salutiamo con la frase del giorno. Attenti a quelli che cercano continuamente la folla, da soli non sono nessuno. Anche l'appuntamento di oggi è volto al termine, grazie per essere stati con noi. Come sempre vi aspetto domani per un nuovo imperdibile appuntamento dell'Almanacco. Buona giornata dalla vostra Martina.